Dopo 312 giorni, Alberto Trentini, il cooperante veneziano in carcere a Caracas, ha potuto incontrare l'ambasciatore italiano in Venezuela Giovanni Umberto De Vito. A darne notizia una nota del ministro degli esteri Antonio Tajani. L'incontro in carcere è avvenuto martedì ed è la prima volta che viene concesso. De Vito ha consegnato al ragazzo una lettera della mamma e dei suoi familiari, oltre a generi di prima necessità. Un'apertura, quella del governo di Maduro, che potrebbe preludere ad un prossimo ritorno a casa di Trentini, recluso dal 15 novembre 2024 con delle accuse ancora da chiarire. L'ambasciatore in carcere ha incontrato anche un altro connazionale detenuto e forse la concessione rientra nel tentativo di Maduro di smorzare le tensioni internazionali sul suo regime. Un primo contatto, quello di De Vito, che è veronese, potrebbe anticipare la missione dell'ambasciatore Luigi Vignali, nominato dal governo Meloni come inviato speciale nella vicenda. Da quanto si è appreso, Trentini e l'altro detenuto italiano sono in buone condizioni di salute, hanno riferito di mangiare regolarmente, di fruire dell'ora d'aria quotidiana e di essere trattati bene dalle guardie. L'accusa per entrambi sarebbe di terrorismo e cospirazione. Trentini si trovava in Venezuela per partecipare ad un progetto umanitario di un'organizzazione non governativa per l'assistenza sanitaria ai disabili che non riescono ad accedere alle cure perché troppo costose.